Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Vediamo quali sono i fatti di oggi sulle prime pagine dei quotidiani. C'è un caso che agita il governo, la grazia concessa a Nicole Minetti dal capo dello Stato, ma adesso è il Colle che chiede delle verifiche al Ministro della Giustizia. Allora andiamo a vedere proprio questa notizia, che poi vedremo è l'apertura di tutti i quotidiani di oggi o buona parte di questi. Minetti, la grazia è un caso, scrive il Corriere, ombre sull'adozione di un minore, grazia concessa all'ex igienista dentale, anche politica italiana, perché per l'adozione di un minore affetto da disabilità. Appunto ombre su questa adozione, nuove indagini a Milano, lei dice notizie false, lesa la mia reputazione. Intanto il Colle appunto a Nordio, supposte falsità nella richiesta di clemenza, verifiche urgenti. E poi vediamo invece per quanto riguarda la guerra in Iran, Hormuz, i dubbi degli Stati Uniti sull'offerta dell'Iran e il ruolo di Putin. Crisi in Medio Oriente, non decolla il negoziato tra Stati Uniti e Iran, restano da dissipare i dubbi di Washington sull'offerta di Teheran, riaprire Hormuz in cambio dello sblocco delle navi americane sullo stretto. Intanto nella partita fa il suo ingresso Vladimir Putin, divampano le polemiche poi per gli spari durante la serata con Trump sotto accusa falle nella sicurezza. E quindi vediamo sempre nel taglio alto, così lo zar prova a tornare in gioco, le mosse del Cremlino e poi l'attentato al tycoon, l'hotel, le armi. Cosa sappiamo di questo nuovo attentato nei confronti del presidente Trump? Si parla anche di finanza, sulla prima pagina riassetto Delfin, Leonardo Maria Del Vecchio sale al 37,5%, via libera al riassetto di Delfin, il passaggio di quote approvato da 6 azionisti su 8, Leonardo Maria Del Vecchio sale appunto al 37%, voto contrario di Rocco Basilico e Claudio Del Vecchio. E poi un'altra inchiesta, Arbitropoli, l'inchiesta che però non tocca i club, sono almeno 5 invece gli arbitri indagati per frode sportiva dalla PM Maurizio Ascione di Milano. Vediamo la Repubblica, anche qui grazie a Minetti il Quirinale contro Nordio. Dubbi sui requisiti per la clemenza, serve una verifica, chiede appunto il Colle, il ministro, no elementi negativi. E poi il PD che chiede nuovamente le dimissioni del guardasigilli. Vediamo ancora in America appunto l'ultimo attentato a Donald Trump durante una cena di gala con i corrispondenti accreditati appunto dalla Casa Bianca e quindi continuano le indagini. Ieri appunto Allen, il responsabile, è stato sentito dai giudici. Allen in aula, incriminato, tentato omicidio di Trump, questa è l'accusa. E poi c'è un altro caso di cui si parla, che ha come protagonista una donna, non solo Nicole Minetti, ma si parla tanto anche del direttore d'orchestra Beatrice Venezzi, che è stata licenziata dal teatro La Fenice di Venezia. E lei adesso accusa l'orchestra, dice io offesa e bullizzata, ma in realtà le accuse nei confronti dell'orchestra sono state poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo mesi di polemiche per questa nomina della Venezia in questo prestigiosissimo teatro italiano. Lei qualche giorno fa alla Nation aveva parlato di nepotismo appunto tra gli orchestrali, diciamo una mossa che rispetto alla quale poi c'è stato poco da fare. Venezia non è stata salvata neanche dal governo che insomma l'aveva finora protetta. Vediamo il caso arbitri nel taglio basso, l'inchiesta si allarga, Rocchi parlava con molti
club Rocchi, appunto finito tra gli indagati. Andiamo a vedere La Stampa. Minetti, il caso Colle Nordio. Dubbi sull'adozione del bimbo uruguaiano, appunto, che ha portato poi al provvedimento di clemenza da parte del Capo dello Stato, il procuratore di Milano. Nuove indagini grazie all'ex igienista dentale, il Quirinale al Ministero, supposte falsità negli atti, verifiche urgenti. E poi anche qui Beatrice Venezzi attacca tutti, io bullizzata, e prepara adesso la causa contro la Fenice. Vediamo la fotonotizia con Re Carlo d'Inghilterra assieme a Donald Trump. Re Carlo che da oggi sarà appunto negli Stati Uniti con la consorte, con la regina Camilla, 3 giorni appunto negli Stati Uniti con Donald Trump, così il sovrano può ricucire i rapporti tra Washington e Londra. E poi vediamo il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano che ha aperto, diciamo, questo caso su Nicole Minetti e che ha sollevato diversi dubbi sulla grazia appunto che ha ricevuto, e proprio su questi rilievi che ha pubblicato in questi giorni il Fatto Quotidiano si sono viste poi le conseguenze. Anche il Colle adesso vuole vederci chiaro e chiede verifiche al ministro Nordio. Grazia e disgrazia è il titolo di oggi, gli scoop del Fatto. Ministro e procuratore, nuove indagini sui punti oscuri, pratica istruita da un nome conosciuto che spesso abbiamo letto in questi ultimi tempi, cioè Giusy Bartolozzi, il capo di gabinetto appunto del ministro Nordio, che poi si è dimessa. Anche la Bartolozzi sarebbe invischiata in questa richiesta per la grazia appunto nei confronti di Nicole Minetti. Minetti nega tutto. Mattarella scarica Nordio, il caso è riaperto. E poi Venezia in guai al centrodestra che rischia di giocarsi Venezia. Venezia è uno dei comuni che andrà al voto tra poche settimane. Questo caso potrebbe avere anche delle ripercussioni, scrive il Fatto Quotidiano, appunto sulle elezioni e soprattutto sul candidato di centrodestra. Venezia non ha mai fatto mistero di essere vicina appunto a Giorgia Meloni, al governo, e diciamo anche pagato, ecco, per queste sue dichiarazioni aperte e per queste sue posizioni appunto politiche. Andiamo a vedere il Messaggero di oggi. Vediamo nel taglio alto questa esclusiva appunto che riguarda Cran Montana. Ricordiamo la strage di fine anno in Svizzera, dove sono morti dei ragazzini che stavano appunto festeggiando l'inizio dell'anno nuovo in questo locale, le Costellation dei coniugi Moretti. Ecco che emerge Jessica. Fugge e spintona i ragazzi, ha acceso lei le candele, la verità nei filmati visionati dagli avvocati, e poi l'Italia parte civile con le famiglie. Quindi la posizione di Jessica Moretti si aggrava, sarebbe stata proprio lei ad accendere le candele che poi hanno fatto scoppiare questo incendio. Si parla anche del tema della sicurezza, delle falle, o meglio, nella sicurezza americana dopo l'ultimo attentato a Donald Trump. Spari alla cena di gala di Trump, servizi di sicurezza sotto accusa. Nessun controllo, ma Donald attacca i giornalisti. E poi se l'attentatore diventa eroe, il commento appunto sul Messaggero di oggi. Scandalo arbitri, Inter salva per ora, ma sono in arrivo altri indagati. 5 gare sospette, Tommasi nuovo designatore. Scontro sul commissariamento, l'UEFA può punire l'Italia. Vediamo il Manifesto a proposito
appunto dell'attentato a questa cena alla Casa Bianca. Cronaca vera, scrive il Manifesto, perché qualcuno ha ipotizzato che fosse tutto montato, che fosse insomma un set cinematografico, quello allestito appunto quando c'è stato questo attentato. In realtà era tutto reale. Sono il vostro amichevole assassino, l'attentatore di Washington incriminato per tentato omicidio di Trump, mentre esplode ogni tipo di teoria cospirativa. Appunto, è vero, sembrava un film, ma è il paese reale dopo anni di veleni versati a forza dentro l'intero ecosistema politico e mediatico, scrive oggi il Manifesto. E a proposito di spari, si torna a parlare del 25 aprile, delle manifestazioni in tutta Italia durante il giorno della liberazione, e spari e raid, aumenta la violenza squadrista. Ancora, vediamo Avvenire. Oggi è la giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro e il titolo che ha scelto oggi Avvenire è Sicurezza di carta. La denuncia della Corte dei Conti: l'85% degli incentivi stanziati per le aziende è bloccato, mentre le ispezioni restano poche, anche se nel 90% dei casi riscontrano forti irregolarità. I magistrati contabili rilevano le lentezze nelle erogazioni INAIL, gli infortuni non calano e ci sono più di 3 morti al giorno. Questa la fotografia appunto per quanto riguarda il nostro paese e il lavoro. Sul Resto del Carlino si parla di lavoro, ma del decreto appunto che dovrebbe essere varato dal governo il 1° maggio. Lavoro, il nuovo decreto, arriva il salario giusto. Il governo vuole varare le misure appunto per il 1° maggio. Sì, di CISL e UIL, dubbi della CGIL, la paga sulla base degli accordi migliori, garanzia ai rider, lotta ai contratti pirata. E poi vediamo anche qui, grazie a Minetti, ipotesi falsità, il Colle a Nordio, verificare. Vediamo nel taglio basso, arbitri, l'inchiesta si allarga a più di 5 gli indagati, ma l'Inter non è coinvolta. E poi in alto, l'amica in aula, Manuela mente, lei nega tutto. Questo a proposito del processo a Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il ruolo della nuora non è stato ancora chiarito. C'è chi sostiene che possa essere insomma invischiata nella morte appunto della suocera. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, l'apertura dedicata appunto a questo decreto lavoro. Arrivano i bonus 2.0 per donne, giovani e ZES unica. Atteso per oggi in Consiglio dei Ministri il decreto 1° maggio con la spinta alle assunzioni, incentivi se il trattamento economico non è inferiore a quello dei contratti leader. E poi salgono i tassi dei titoli di Stato, i mercati anticipano Fed e BCE, oggi tocca a Bank of Japan, poi le altre rendimenti a 2 anni sopra quelli ufficiali. Ci fermiamo, facciamo una pausa, ritorniamo tra pochissimo con gli ultimi aggiornamenti dal nostro sito siciliaweb.it e poi continuiamo invece con i fatti regionali. Bentrovati, seconda parte della nostra rassegna stampa. Prima di tornare alla lettura dei quotidiani, vediamo invece gli ultimi aggiornamenti sul nostro sito siciliaweb.it e vediamo in apertura un rogo che è scoppiato ieri sera a Catania al Santo Bambino. Le fiamme si sono sprigionate al piano terra dell'ospedale dismesso. Fortunatamente non c'era nulla in questo palazzo. E poi vediamo condanna definitiva per Genovese, l'avvocato non andrà in carcere. E per la cronaca questo giallo di quest'uomo che è stato massacrato e avvolto nelle lenzuola. Il corpo è stato ritrovato a Castiglione. Ci sono 3 persone interrogate che potrebbero essere appunto i sospettati di questo macabro omicidio. E poi andiamo a vedere lavori notturni nella rotatoria di Fontanarossa che partiranno questa
sera. Ritorniamo adesso alla lettura dei quotidiani e allora ripartiamo dalla prima pagina della Sicilia di oggi. Vediamo intanto nel taglio alto una storia. Negli Stati Uniti, dopo 70 anni, un fratello sconosciuto, la scoperta di un imprenditore catanese che appunto ha ritrovato il fratello dopo tantissimi anni. E poi vediamo uccise nel 1998, ergastolano torna in libertà dopo 26 anni, l'ex affiliato dei Cintorino di Calatabbiano. Continuiamo a guardare la prima pagina, vediamo nel taglio centrale la fotonotizia, delitto imperfetto. A proposito del ritrovamento di questo cadavere a Castiglione, ucciso e avvolto nei sacchi, ci sono 3 sospettati. E poi la politica siciliana, regione Fratelli d'Italia, più destra, esclude i suoi Schifani, avanti con il rimpastino. Ieri a Enna i vertici del partito di Giorgia Meloni in vista appunto di questo rimpasto regionale e soprattutto dopo l'ultimatum insomma di Schifani al partito per arrivare ad una quadra. Poi vediamo ancora il contenzioso dalla regione, stop ai bandi su Mondello, pressing sul CGA. Si parla anche di Marcello Dell'Utri che va a processo per 42 milioni avuti dal cavaliere, da Silvio Berlusconi. Intanto andiamo a vedere la pagina, questa pagina dove ci sono diversi fatti di cronaca, tra l'altro dalla prima. Quindi intanto il giallo di Trappitello, pensionato, ucciso a martellate, la svolta. Un uomo e 2 donne sotto torchio. Il macabro ritrovamento a Castiglione del cadavere che era avvolto appunto da sacchi e lenzuola. Vediamo nella foto chi è la vittima, Giuseppe Florio. La svolta sull'omicidio è arrivata grazie ai rilievi e al lavoro dei militari del SIS, dei carabinieri di Catania. Ieri i carabinieri della compagnia di Taormina assieme ai colleghi di Randazzo hanno prelevato 3 persone, un uomo e 2 donne residenti a Trappitello nelle case popolari di via Paladini, che sono stati sottoposti ad interrogatorio. I 3 sono al momento indiziati appunto per l'omicidio di Florio. Ora l'inchiesta permetterà di chiarire il movente dell'omicidio. Florio, ex lavoratore di una struttura ricettiva di Giardini Naxos e ora pensionato, viveva maggiormente a Chianchitta, dove accudiva l'anziana madre. Incensurato, non è mai stato coinvolto in episodi criminali o altre situazioni simili. Per questo il movente del delitto è da ricercare in altri ambienti e probabilmente proprio in quella via Paladini, dove i carabinieri appunto hanno prelevato questi 3 sospettati. Dicevamo, tra di loro ci sono 2 donne. E poi il caso di questo ergastolano che però viene liberato dopo 26 anni. Siamo a Calatabbiano, nel catanese. Rossa, ex affiliato dei Cinturino, uccise nel 1998 per vendetta, non per mafia. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, serio percorso di revisione critica, sincero rammarico. E invece sincero rammarico c'è per la perdita di un giovane di 25 anni, era andato a Pavia, aveva lasciato la Sicilia, aveva lasciato Favara, il suo paese di origine, per andare a Pavia, dove aveva trovato un lavoro alle poste, ma durante una serata è stato ucciso da un ragazzino di 16 anni che lo ha accoltellato. Stiamo parlando di Gabriele Vaccaro. Ieri l'ultimo saluto, i funerali appunto nella sua città di origine, Favara e Pavia, legate dal dolore per Gabriele. Un dramma assurdo, folla ai funerali appunto del giovane ucciso. Si parla anche di Marcello Dell'Utri,
Lo abbiamo visto in prima pagina, nuovi guai per Dell'Utri e la moglie a processo per i soldi ricevuti da Berlusconi. Tra entrate e uscite in circa 10 anni, 42 milioni transitati sui loro conti correnti. Il giudizio per verificare se l'ex manager di Publitalia abbia o meno violato la legge Rognoni-La Torre. E poi l'ex senatore indagato sulle stragi del 92, udienza dal GIP, scontro sull'archiviazione. Qui vediamo appunto la strage di Capaci, la foto nella quale morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Se ne salvò soltanto uno. Andiamo a vedere la Sicilia, invece la pagina di Palermo e provincia. In alto laboratorio della droga alla Breaking Bad, sequestrati quasi 50 kg di ogni tipo di sostanze, 2 uomini in manette, coinvolto un insospettabile. E poi il titolo principale, ancora la questione spiaggia di Mondello e concessione alla italo-belga. CGA, decisione incomprensibile, scontro sul ritorno appunto di italo-belga sul litorale di Palermo. Le reazioni dopo la pronuncia sull'ordine pubblico, la società dice ci diffamano. E poi ieri l'anniversario della strage di Monreale, dove morirono 3 giovani, Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvo Turdo. Monreale non dimentica appunto questa strage. Andiamo a vedere la prima pagina di Catania. In primo piano il caos di ieri sulla circonvallazione. Un mezzo in avaria ha praticamente paralizzato la viabilità di mezza città. Circonvallazione Porta dell'Inferno, lasciate ogni speranza voi che entrate. È bastato un autobus bloccato a mandare in tilt appunto il traffico in mezza città. E qui vediamo alcune foto del lunedì da delirio appunto sulle strade catanesi. Le altre notizie: stanziati dalla Regione 500.000 euro per la frana sulla Timpa. Ricordiamo la caduta di questo enorme masso. Fortunatamente non ci sono stati danni o feriti. E poi vediamo a Drano, lettera a casa del sindaco Mancuso, una lettera minatoria. Lui risponde non mi fermeranno. Si parla anche di sanità, case di comunità inaugurate a Palagonia e Caltagirone, più servizi. Nel taglio basso c'è una polemica su un consigliere comunale di Catania di Fratelli d'Italia, capogruppo tra l'altro di Fratelli d'Italia a Palazzo degli Elefanti, Giovanni Magni. Lui è stato ripreso in un video che poi è diventato virale. Cori contro la divisa, Magni nel ciclone politico. Le opposizioni chiedono passo indietro al capogruppo di appunto Fratelli d'Italia, che avrebbe partecipato a questi cori contro le forze dell'ordine durante una partita della Catania. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica Palermo. A proposito di Fratelli d'Italia, dicevamo ieri questo vertice ad Enna dove c'erano tutti i big appunto del partito di Giorgia Meloni, anche la sorella Rihanna. Fratelli d'Italia salva gli indagati, cade il veto sulla DC. A Enna, vertice con Arianna Meloni, Musumeci, questione morale come l'isola Ferdinandea. E poi vediamo Mondello, stop ai bandi per i lidi, scontro legale sulla spiaggia. Il provvedimento della Regione dopo lo stop del CGA. 5 ditte avevano già presentato un'offerta. E poi l'antimafia che insorge dopo il decreto appunto del Consiglio di Giustizia Amministrativa. La legalità non può arretrare, questo il commento. Si torna a parlare di questa escalation di violenza criminale a Palermo. La banda del Kalashnikov, così è stata ribattezzata, l'ultimo caso a Sferracavallo, dove appunto colpi di Kalashnikov sono stati scagliati contro la vetrata di un noto ristorante. Oggi
oggi su Repubblica si ricostruisce come ha agito appunto questa banda, ma soprattutto chi potrebbe esserci dietro, e poi cadavere avvolto da un lenzuolo giallo a Catania. Questo appunto per la cronaca. E allora approfondiamo queste notizie, andiamo a vedere a pagina 7 intanto il piano della banda del Kalashnikov, un piano ben congegnato: auto rubata a Cefalù e poi fuga allo Zen. All'esame di chi indaga una serie di tracce lasciate dagli assalitori. Un testimone ha parlato di un'altra macchina. 2 giorni prima del raid al Brigantino, appunto questo ristorante preso di mira da questi malviventi, ha rubato una Fiat Panda rossa a Cefalù, abbandonata poi allo Zen. I poliziotti l'hanno ritrovata sabato mattina in via Leonardo Pisano e adesso stanno esaminando una serie di tracce, soprattutto diverse immagini tratte dalle telecamere in autostrada e in città, dove questo mezzo appunto si sarebbe mosso. E poi sempre sulla stessa pagina vediamo: ucciso e avvolto in sacchi di plastica e giallo il cadavere di Giuseppe Florio, originario di Taormina, è stato scoperto domenica a Castiglione di Sicilia nel Catanese. 3 persone interrogate. Vediamo la prima pagina della Gazzetta del Sud e leggiamo intanto anche qui ritrovato a Castiglione di Sicilia, nel taglio centrale: uccidono 66enne, gettano il corpo in aperta campagna. Ma poi si parla anche di Genovese, dell'ex parlamentare genovese, detenzione o affidamento in prova per l'ex sindaco, condanna definitiva. Regione, rimpasto, braccio di ferro tra Fratelli d'Italia e Lega, e così i cambi che Schifani vuole effettuare potrebbero non vedere assessori meloniani. Ancora si parla di elezioni a Messina, tra liste e primi nomi si entra nella fase dei passaggi ufficiali. Vediamo anche la prima pagina del Giornale di Sicilia. Mondello, la regione si ferma, stop ai nuovi gestori, si aspetta la sentenza del CGA, su cui piovono critiche, dicevamo, anche la posizione dura da parte dell'antimafia. E poi una notizia di cronaca: il trattore si ribalta, deceduto un agricoltore, tragedia a Caccamo. Amara coincidenza, perché oggi è proprio la giornata per la sicurezza sul lavoro. Noi ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di giornata. La rassegna stampa ritorna domani mattina.